Cari telespettatori, ben ritornati nello spazio informativo settimanale dello SPCGL del Veneto e sentiamo un'intervista di Rita Turati, segretaria generale regionale dello SPCGL, relativamente alla questione sanità. Ricordiamo, è in corso un'importante modifica legislativa per quel che riguarda la regione del Veneto. Gli interventi sono significativi perché ancora tutto può cambiare. Vediamo insieme. Diciamo così, il bicchiere è mezzo pieno, ecco, non riesco a dare un giudizio compiuto. Le cose che si sono sapute dalla stampa, dai giornali in questi giorni è che dopo questa lunga fase di ascolto che ha fatto la Regione attraverso le audizioni in quinta commissione, insomma, si è tenuto conto che non solo le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dei pensionati, delle categorie degli attivi, ma anche l'ANCI, i sindaci, le conferenze dei sindaci, insomma un sacco di associazioni rappresentative di chi medici, di chi si occupa di salute e anche di organizzazione sanitaria nel territorio, hanno detto che la proposta di legge presentata da Zaia, insomma, così non andava bene, no? Un uomo solo al comando, le cose che abbiamo detto anche in altre trasmissioni, una concentrazione eccessiva dei poteri e anche della programmazione che invece dovrebbe stare in capo appunto ai territori e ai sindaci. Evidentemente queste cose, avendo avuto un ampio schieramento non solo delle opposizioni interne al Consiglio regionale ma anche appunto delle associazioni esterne, ha fatto sì che insomma, arrivassero più miti consigli, insomma, e quindi hanno acconsentito, adesso siamo di fronte ad una modifica proposta dalla maggioranza di governo regionale su 3 punti attraverso un maxi emendamento che dovrebbe modificare appunto la proposta di legge sull'azienda zero. Quali sono i 3 punti? I 3 punti dovrebbero essere, perché una delle questioni che per esempio anche noi come organizzazioni sindacali, come SPCGL in particolare abbiamo sollevato, è che veniva soppresso praticamente il ruolo del dirigente dei servizi sociali. Allora non è tanto la figura del dirigente in quanto tale, è che siccome questo era un giudizio che noi avevamo già dato da tempo, c'era in atto dal nostro punto di vista un processo di sanitarizzazione del sistema sociosanitario, che si è sempre connotato così il nostro sistema della salute regionale, il fatto che si togliesse anche questa figura e che la si subordinasse al dirigente sanitario territoriale era un modo per dire guardate il sociale conta davvero poco e quindi lo sopprimiamo. Questo è stato recuperato. L'altra cosa è il ruolo dei sindaci, perché anche lì con la centralizzazione era stato insomma mortificato, mettiamolo in questo modo per sintetizzare. Invece si è detto che il ruolo delle conferenze dei sindaci territoriali per la programmazione dei servizi è assolutamente fondamentale e quindi questo è un altro dei punti insomma secondo noi importanti. Poi dovremo vedere nel dettaglio perché il maxi emendamento è appena uscito, come sempre la discussione sarà solo fra le forze politiche purtroppo, perché non si è aperto nessun tavolo di confronto vero né con la Regione, per noi almeno come organizzazioni sindacali, e tantomeno a livello territoriale, che invece dovrebbe esserci. Una battuta azienda zero? Una battuta azienda zero, noi siamo, per come era stata concepita, eravamo assolutamente contrari, poi nessuno nega la necessità di centralizzare alcuni poteri, come per esempio la gestione del personale per certi versi, no? I bandi di concorso oppure l'acquisto di farmaci, insomma no? I bandi per gli acquisti, appunto su queste cose noi non abbiamo mai avuto delle pregiudiziali negative, è che dentro questa proposta c'era ben altro, c'era il fatto che si toglieva potere e responsabilità pubblica ai sindaci da un lato e dall'altra parte anche alle aziende sanitarie territoriali.